Prende il via il girone di ritorno del massimo campionato femminile con le giallo-blu di AGSM Verona che vogliono tornare alla vittoria sul terreno amico di Via Sogare. Avversario di turno il Como che all'andata aveva bloccato Gabbiadini e compagne sul 2-2. Mister Longega deve rinunciare a Squizzato in difesa con arretramento della Di Criscio e l'inserimento di Toselli. Veronesi subito pericolose con l'azione condotta da Mason che lascia Toselli. La numero 7 Scaligera si fa respingere la conclusione da Piazza. Veronica Napoli non riesce ad agganciare a 2 passi dalla porta. Il Como si affaccia per la prima volta in avanti al 18° ed ottiene la rete del vantaggio con Ricco che riceve l'assist di Cattaneo e piazza il pallone nell'angolino basso. Verona in avanti al 27° con la conclusione da fuori di Ramera deviata in angolo da un difensore. Veronesi scatenate dopo la mezz'ora. Naila Ramera fa partire una gran conclusione da fuori area. Piazza sfiora il pallone che si insacca sotto la traversa. Palla al centro e sulla successiva azione Toselli lancia Mason che si infila tra 2 difensori, supera anche il portiere e mette dentro la rete del vantaggio Scaligero. Al 36° Maria Carson, dopo uno scontro aereo con un'avversaria, è costretta ad abbandonare il campo. In sua sostituzione entra la giovane Belfanti. In avvio di ripresa Marta Mason carica la conclusione a tu per tu con il portiere Piazza che riesce ad intercettare alla Garella. Il tris giallo-blu è servito un minuto più tardi grazie alla bella conclusione dal limite di Alissa Lagonia che riceve da Mason e piazza un pallone imprendibile per Piazza. Gli attacchi del Verona sono incessanti come la pioggia e all'8° arriva anche la rete della doppietta personale per Marta Mason, sempre più capocannoniere del campionato. La numero 9 giallo-blu raccoglie sul secondo palo il pallone crossato da Capitan Gabbiadini e infila Piazza inutilmente protesa. Al 39° le veronesi arrotondano con il calcio di rigore concesso magnanimamente per un presunto fallo di Olivieri su Melania Gabbiadini. Dagli 11 metri la stessa Gabbiadini trasforma. AGSM Verona torna a vincere e consolida la 4ª posizione in classifica. Sabato prossimo le Scaligere saranno impegnate in trasferta sul campo del Perugia.